Sponsored by Costa Marina Case Vacanze, B&B e ristorante a Peschici Gargano. Info 348 83 29 295 costamarinapeschici.it. Impresa Valassi Fermo e Franco. L'arte di costruire e ristrutturare. www.valassiff.it. Trattoria Cantù dal 1897 all'Ifornasette di Olginate. trattoriacantù.com. Studio dentistico Caponero Dottor Livio. Sulla bocca di tutti. caponerolivio.it. Treva Home, la tua casa vacanza sul lago di Como. 340 22 45 235 trevahome.it. A Lignano Sabbiadoro si affrontano Pordenone e Lecco. Chi vince primo in virtù dei risultati del pomeriggio, raggiungendo così il Renate in classifica. Lecco che viene da una sconfitta con il Trento. Pordenone, altalenante nelle ultime settimane, una squadra costruita alla vigilia del campionato con grandi ambizioni. La quaterna arbitrale, il direttore di gara signor Di Marco Di Ciampino. Comincia il Lecco che rinuncia a Zeliak infortunato, al suo posto Maldini, eccolo qui, toccare il primo pallone della partita. Subito in avanti i padroni di casa, il colpo di testa, poi entra in area, c'è il fallo di Battistini che va con la gamba alta a colpire il giocatore Torrasi del Pordenone, che è abile a inserirsi qui, il colpo di testa del compagno. La gamba alta di Battistini, l'arbitro non ha dubbi e va a indicare il dischetto. C'è anche la munizione per Battistini. Calcio di rigore, sono passati 23 secondi dopo il fallo di Battistini, forse un record. Va, e c'è la parata grandissima su Burrai di Melgrati. La portiere del Lecco difende la porta blu celeste. Rivediamo qui Burrai. Battezza l'angolino, basso, e Melgrati la tocca. Grande intervento, terzo minuto, prova a reagire il Lecco con il cross di Giudici. E poi da un metro dalla porta, poco più, Zambataro guarda l'assistente, non c'era fuori gioco, si divora la possibile pari. Allora, attenzione alla... sinistro, violentissimo sotto l'incrocio di Pinato. 1-0 Pordenone. Che magia del giocatore numero 20 che fa esplodere dai 20 metri un sinistro quasi di mezzo esterno. Prende un giro che Melgrati non può assolutamente intuire. Vantaggio dei padroni di casa. Trascorsi pochi minuti, indirizzano già la gara i friulani. 11°. Si distende sulla destra il Pordenone. Dubickas ha davanti a sé campo, poi fa partire un mancino che va all'angolino. Un'altra perla per il 2-0 del Pordenone. Qui troppo tenera però la difesa del Lecco, che non va a chiudere sul numero 7. Rivediamo dalla destra. Non c'è opposizione, può prendere la rincorsa e poi andare a calciare fortissimo e bene, no? Ovviamente con il mancino Dubickas che va così a insaccare alle spalle di Melgrati il 2-0. 2-0 per il Pordenone. La festa della panchina dei friulani. 28°, Lecco accusa questo 1-2 terribile nel giro di quasi 3 minuti. Giudici e Magni colpisce col piattone, se la ritrova un po' lì sul piede e non riesce a inquadrare, a dare forza alla palla, però non esce di molto. 41°, l'1-2 tra Pinato e Dubickas che fa ancora il suo mestiere, cioè segnare. 3-0 proprio sul finale di tempo, al 42°, quando fa male, malissimo al Lecco. Pordenone segna, poi l'esultanza dei giocatori sotto lo spicchio di tifosi di casa in tribuna. E vediamo dalla rimessa laterale qui. Difesa del Lecco ancora rivedibile, Maldini si fa saltare, poi dentro il pallone, Pinato. Pallone di ritorno per Dubickas. E partita chiusa, gioco partita incontro già dopo un tempo. Lecco che non riuscirà più a reagire.
Nel finale del primo tempo c'è tempo, scusate il gioco di parole, ancora per questo tiro a giro, che però non si abbassa in tempo e finisce fuori. Ripresa, giudici, calcio di punizione, fuori. Punizione che nasce da un fallo di mano fuori area di Festa, che viene graziato solo con il giallo dal direttore di gara. Poteva tranquillamente starci l'espulsione perché era occasione da gol. Attenzione però, perché dall'altra parte Candellone va a infilare il gol del 4-0, 60°. Ancora una volta l'amnesia della difesa del Lecco, ci mette la punta Torrasi del piede per servire in verticale il compagno. E ancora una volta rivedibile la difesa del Lecco, però, che si fa uccellare. Splendido il movimento a tagliare di Candellone, che poi incrocia con il destro in diagonale e batte Melgrati. 4-0, poker servito. 73°, Giudici salta bene un avversario a Ieti, poi entra in area, tira direttamente, più che un cross su Festa. L'azione poi sfuma. 73. Recupera palla ancora il Pordenone, il cross dall'altra parte, Enrici sbaglia tutto e attenzione perché grande il lavoro di Deli che va a calciare su Melgrati. Poi l'azione prosegue con un tiro fuori, Deli è entrato dalla panchina, 75°, punizione a Ieti di testa e Melgrati questa volta non è impeccabile. Si trascina il pallone in rete, 5-0 Pordenone, pocherissimo tuonata per il Lecco in questo turno. In questa domenica pomeriggio amarissima in Friuli, la trasferta per i blucelesti di Mister Foschi. E vanno incontro alla seconda sconfitta consecutiva dopo quella interna con il Trento, che aveva fatto seguito invece a 16 punti su 18 nelle prime 6 partite di Foschi in panchina. 90°, Melgrati scambia con Pecorini. Finisce qui, non c'è recupero ovviamente per questa partita. Pordenone batte Lecco 5-0, un Lecco mai veramente in partita.